Spettatori, ciao a tutti, siamo nella rubrica dei tipi strani e quest'oggi vi voglio presentare una simpatica persona, è di Marsala e pensate bene ha 75 anni. Ve lo presento subito, lei è il signor? Vincenzo Pellegrino, Di dov'è, signor Pellegrino? di Marsala, abitante in Contrada Maddalena. E ho 75 anni, ma questo fatto non mi scoraggia, perché io penso sempre di essere giovane. Anche perché si dice da più parti che i settantenni di oggi sono i cinquantenni di una volta. Certo. E questo a me mi dà Più coraggio. conforto e coraggio, Certo. e più sicurezza in me stesso. Esatto. Eh. Mi dica, lei è sposato? Sì, sono sposato. C'ha figli naturalmente? Figli, sì. Quindi i suoi figli la vedranno in TV? Grazie a Dio, mi verranno come in TV. Va bene. Ascolti, signor Pellegrino, lei praticamente è venuto a Stranamuro Siciliano per fare cosa? Per chiederle a lei di poter cantare qualche canzone, Per cantare qualche canzone e poi so pure che lei sa raccontare le barzellette, giusto? dire qualche barzelletta, sì. Va bene, signor Pellegrino. Allora cominciamo con qualche canzone. Lei, da quanto tempo è nata questa sua passione? Questa passione io ce l'ho sempre da adolescente, si può dire, anche da ragazzo, solo che insomma la tenevo, diciamo così, in cassetto, era come un sogno nel cassetto. Ora Il sogno nel cassetto lo conosciamo bene. aprendo il cassetto è uno degli tanti miei sogni e di tutti noi, penso. Va bene. Allora, Così almeno può dire sono stato a Stranamuro Siciliano a cantare. sono stato a Strano Amore Siciliano a cantare. Perfetto. Va bene, cominciamo subito con il suo primo pezzo. Come si intitola? Il tango del mare. Il tango del mare. Bene amici, ricordate che il signor Pellegrino sta cantando senza musica, per cui amici è molto ma molto difficile cantare. Ok? Tenga signor Pellegrino. Grazie. Allora. Mare, perché questa notte mi inviti a sognare, mentre sogno e non so più scordare il mio perduto amore. Dimmi cos'è questa musica strana che tu dolcemente sussurri qua giù e fai più triste il cuore. Dal cielo scende su te come un manto d'argento e in questi inganni tristezza e pianto tremano in me. Forse sarà la musica del mare che nell'attesa fa sognare il cuore. Torna ogni vela e tu non vuoi tornare. Può dirtelo il mare che soffro per te. Dimmi cos'è questa musica strana che tu dolcemente sussurri qua giù e fai più triste il cuore. Dal cielo scende su te come un manto d'argento e in questo incanto tristezza e pianto tremano in me. Forse sarà la musica del mare che nell'attesa fa sognare il cuore. Torna ogni vela e tu non vuoi tornare. Può dirtelo il mare che soffro per te. Grazie. Perfetto. Bene signor Pellegrino, la sua prima canzone è stata bellissima. Anche perché si sentiva proprio la forza Cerco di metterlo. della vitalità. Sì. Però la prossima canzone che canta il microfono lo deve mantenere a distanza perché sennò si sente troppo male. Sì, ok? sì. Vai, la prossima qual è? La prossima è Chitarra Romana, Chitarra romana, va bene. Allora, a questa distanza così. una canzone dei miei tempi, di quando ero giovane. Chitarra Romana. Sotto un manto di stelle, Roma bella mi appare, solitaria il mio cuore, disilluso d'amore, vuole nell'ombra cantare. Una muta fontana e un balcone lassù, oh chitarra romana, accompagnami tu. Suona mia chitarra, lascia piangere il mio cuore, senza casa e senza amore, mi rimani solo tu. Sei la voce un po' velata, accompagnami in sordina, la mia bella fornarina al balcone non c'è più. Lungo Tevere dorme
mentre il fiume cammina. Io lo seguo perché mi trascina con sé e travolge il mio cuore. Vedo un'ombra lontana e una stella lassù. Oh, chitarra romana, accompagnami tu. Grazie. Bravo signor Pellegrino, anche questa canzone è stata proprio bella. Va bene signor Pellegrino, allora ora ci ascoltiamo una bella barzelletta? Una barzelletta, va bene. Va bene, cominci con la prima, le raccomando, ci faccia ridere. Cerco Ok, di le raccomando il dirla al microfono meglio. a distanza. Sì, sì. Siamo in uno studio medico specialista di ginecologia. Arriva una signora un po' matura per farsi visitare. E allora arriva il suo turno, entra il medico dallo studio e dice a chi spetta? La signora dice aspetta a me, e allora si accomodi, dice si tocca gli indumenti, dice dottore ma tutti? Dice tutti, dice tutti, dice tutti. Praticamente la signora è in studio medico Nello studio medico. e il dottore gli ha detto di togliersi La gli indumenti. signora era un po' agitata, un po' diciamo così imbacciata. Allora poi dopo dovevo fare una visita ginecologica. Sì, e allora la signora si stende sul lettino e il medico fa il suo dovere, fa il medico la visita. E allora a un certo punto nota il medico che ha i capelli bianchi e i capelli del pube, mettiamo che sono capelli. Sono i peli, è una parola un po' rozza, va bene. Dice, ma signore mi dica un po', come mai lei ha i capelli bianchi e i capelli del pube sono così neri? Dice, dottore, lei vuole mettere il dispiacere che mi ha dato questa con il piacere che mi ha dato questa? Questo c'ha i capelli neri perché si mantiene sempre giovane. Davvero carina. Grazie. Davvero carina, complimenti. Queste sono barzellette che io li ascolto e poi me le imparo. Quando sarà il momento che gli amici me lo consentono io li dico. Lei in questo caso lei mi sta dando il permesso di dirlo e lo sto dicendo. Complimenti per i suoi anni, lei 75 anni, complimenti, Grazie, li porta benissimo. Grazie signor Alberto. Anche perché, cioè, anche come ragionamento, insomma, mi sembra una persona abbastanza... Grazie signor Alberto, grazie. Purtroppo qualche acciacchetto io ce l'ho pure, data l'età pure. È naturale. Va bene, ci sentiamo la seconda barzelletta? La seconda barzelletta. La seconda barzelletta è che siamo nell'ambiente scolastico. Sì. E allora siamo prossimi alle elezioni. C'è in una famiglia, che il capofamiglia è uno di quelli dritti, che è in provincia di Palermo, sono preoccupati che il loro figlio non possa farcela agli esami. Allora la moglie dice al marito, dice, vai a parlare con il professore, dice, domani mattina ci vado, dice, alla prima ora. Verso le 7 dice, domani sono là. Allora gli fa, professore, noi siamo preoccupati che il nostro figlio non possa farcela a essere promosso alle elezioni, però ci teniamo a che sia promosso. Dice, guardi, se mio figlio non passa, dice, agli esami, dice, lei non passa la giornata. Va bene, signora Geraci, dice, non si preoccupi, che penso io, dice. Poi dopo arriva l'orario che aprono la scuola e interroga al figliolo. Dice, dimmi un po', chi è che ha scritto il libro dei Promessi Sposi? Il ragazzo non se l'aspettava questa domanda, incomincia a pensare, dice, ma io, dice, mia sorella non è stata sicuramente lei a scritto questo libro, dice, perché quella dice, è fidanzata e sta impegnata sempre col fidanzato. Mio fratello, dice, quello se ne esce la mattina, dice, e sa ritira, dice, tardi, dice, e non è stato nemmeno lui a scrivere questo libro. Mia madre sta sempre dentro la cucina a cucinare, dice, nemmeno lei, dice, è stato a scrivere questo libro. Mio padre, dice, se ne va la mattina presto a lavorare, dice, torna tardi, dice, e nemmeno lui ha scritto questo libro dei Promessi Sposi. A un certo punto il ragazzo pensa ancora un po', dice, professore, non lo so chi ha scritto questo libro. Allora il professore, tutto preoccupato, va da suo padre,
dice, signor Geraci, dice, siamo un po' preoccupati, io sono preoccupato pure io, dice, perché gli ho fatto una domanda facile a suo figlio e suo figlio non ha saputo rispondermi. Dice, che le ha detto? Dice, le ha detto, dice, che ha scritto il libro dei Promessi Sposi e lui non mi ha saputo rispondere. Allora il padre dice, non si preoccupi professore, gli ha dato una pacca sulla spalla, dice, può darsi capace che l'ha scritto lui, dice, e sarà dimenticato. Dice, no. Grazie. Bravo, Grazie. Anche questa era carina. La potevo dire meglio. La potevo dire meglio. Non si preoccupi, l'importante è che si è capito. Sì, grazie. Va bene, se ne ricorda qualche altra? Per il momento no, ne so, però per il momento non so. Vabbè, allora lo sai mai, prossimamente, eventualmente Sì, ci sì. viene a raccontare le altre barzellette. Sì, con piacere. Va bene. Signora Betto, la ringrazio. Bene amici, abbiamo sentito la splendida esibizione del signor Vincenzo Pellegrino. Vincenzo Pellegrino, che si è esibito per i telespettatori di Stranamuro Siciliano. Complimenti signor Pellegrino. Grazie signora Betto, grazie. E Stranamuro Siciliano vi saluta, Alberto vi saluta e vi saluta anche il signor... Vincenzo Pellegrino. E ringrazio gli spettatori che mi hanno ascoltato. Ok, Grazie. arrivederci. Buonasera. Oh yeah!